professor Nigris, finché ha potuto, alla fine del Palio, redigeva una relazione, facendo ipotesi di lavori futuri. E a un certo punto compare una frase nel suo che dice: bisognerà che il Teatro Club si premunisca di individuare alcuni collaboratori professionisti che possano guidare i gruppi dei ragazzi quindi nascono i coordinatori. Quando ho partecipato io per la prima volta, il ruolo era quello del regista, per così dire. Era uno spettacolo che esprimeva la dimensione registica di chi organizzava lo spettacolo. C'era sempre la figura di un adulto che magari si immaginava grande regista, che spingeva molto per la realizzazione di un prodotto dove i ragazzi poi in fondo erano soltanto dei comprimari. Man mano che però c'è stata una evoluzione, è chiaro che i ragazzi hanno avuto la possibilità di essere sempre più autonomi, sempre più creativi, sempre più liberi. Questo termine regista, coordinatore, tu vedi era quasi imbarazzante per noi, perché di fatto diventavamo veramente, non c'era neanche un primus inter pares. Tanto è vero che oggi non si parla più di registi, sarebbe veramente offensivo, credo, per i coordinatori che attualmente seguono i ragazzi e che fanno di tutto per come dire, incentivare, no? Promuovere la libera creatività dei ragazzi. Che tanti dicono: ma che differenza c'è tra regia e coordinamento? Il regista è un autore dello spettacolo, invece il coordinatore no, è uno che accompagna, affianca e cresce insieme. Il coordinatore non impone il proprio volere e quindi i ragazzi diventano degli strumenti in mano al coordinatore, che a quel punto diventa regista, per realizzare qualcosa che è nella mente del regista. Anziché dirigerli dall'alto, è molto meglio far emergere le loro idee prima di tutto. Però il mio compito è di tirare fuori da loro quello che riescono a fare meglio. Perché le idee che possono avere delle persone completamente inconsapevoli di teatro a 14, 15, 16 anni possono essere più dirompenti e più interessanti di quelle che potevano venire in mente a me e che possono sempre venire in mente a me. E quindi anche gli spettacoli, la forma che hanno non è quello che io nella mia testa ho pensato, ma è quello che viene fuori dal lavoro. Quindi gli appartiene molto di più. È stato un costruire insieme ogni passaggio. Loro hanno bisogno magari di qualcuno che gli dice di come fare il primo passo, no? Poi loro stessi sono in grado di creare. Quindi c'era un coinvolgimento profondo della compagnia per la creazione dello spettacolo. Avevamo la possibilità non solo di lavorare fra di noi, e anche la possibilità di metterci veramente noi, in prima linea nel provare, nello sperimentare. Dici proprio che era il tuo spettacolo, perché non era un semplice vado in sala, vado a fare prove ed esco e il mio apporto è zero. L'esperienza che io ho avuto come insegnante all'interno del Palio non è l'esperienza del professore, ma l'esperienza di uno che amava il teatro e che voleva condividere questa passione con dei giovani. Non ero il professore. Cioè gli insegnanti erano studenti anche loro a un certo punto. Cioè ci si dimentica che siamo professori e alunni in una scuola, questo non si nota. È un rapporto forte tanto quanto quello con tutti gli altri.